Onda da Facebook, buon pomeriggio a tutto, spettacolo di spettacoli, via Cile delle Caspere 22, Bagheria. Come promesso oggi, cannellone all'antica, però ragazzi, prima ne assaggiamo due. Comunicazione urgente, se qualcuno è a dieta, cancella il canale, stai nato, non ci sono problemi. Cioè se siete a dieta, potete diciamo interferire al sistema nervoso di chi stiamo facendo vedere, lo spettacolo di spettacolo. Quando fai intanto il ragù che abbiamo preparato ieri è qua, sai che cerchiamo dove fare. Adesso andiamo a fare i cannelloni, li andiamo a riempire in diretta live. In questo caso ne ho fatto una teglia piccolina per farvi vedere il risultato già finale. Adesso a questo punto ne prenderemo due. Quando lo fai, la che cerca, anzi c'è. Vabbè, uno si rompia perché è ancora sul cavolo, però ragazzi, tale che spettacolo. Questi sono cannelloni alla siciliana. Tale che cerca. Wow! Anziché fare freccenza un po' mancare, quando lo fai. Questo l'ho preparato ieri, tutto live, questo ragù per voi. Dico, capisco che sono piatti molto impegnativi, che si perde tempo per preparare il ragù, che è tutto azzo, però poi non devo fare la legge. Guarda che spettacolo. Guarda. Vedete, quando devo fare? Assaggio live. E questo vi dico ragazzi, se qualcuno è a dieta, onestamente può dispiacere tutto questo. Allora, ma non lo fai. Io per riempire i cannelloni ho sperimentato una cosa molto artigianale con quello che abbiamo, giusto? Intanto il besciamella l'ho preparato io, un bello cucchiaio di besciamella in una teglia così, una teglia piccolina, una anche due, giusto? E facciamo una teglietta piccolina, un po' di pomodoro fresco, che qua diciamo a macchiare, va bene, quando ci siamo? Ok. Adesso andiamo a riempire i nostri cannelloni. Io sperimentavo questo perché ho un muticchiere che l'ho tagliato, i nostri cannelloni e il nostro ragù. Un cucchiaio. Andiamo a fare uno strato singolo, semplice, facile e veloce. Dico, come vi ripeto a dire ragazzi, fatene tesoro di quello che vi faccio vedere sempre, perché vedete ragazzi, metodo artigianale per riempire i nostri cannelloni, tale che c'è. Naturalmente ci vuole un po' di tempo per riempire i cannelloni, però con una buona pazienza si ottiene sempre tutto. Guardate. E li mettiamo qua, un spettacolo, di nuovo, vedi? Visto che è difficile fare i cannelloni, un spettacolo. Metodo molto artigianale per riempirli più velocemente possibile, perché adesso per fare un piatto di cannelloni in viso ci vuole pure un po' di tempo. Buongiorno! Come vi ripeto a dire, è sempre così. Tanto pure è giusto per stare in compagnia. Quando lo spettacolo. Vedi che sperimentavo a fare i cannelloni. Invece col cucchiarino all'antica di sana mi ha insegnato che il cannellone a questo punto diciamo che un piccolo stratagemma per velocizzare lo spettacolo di cannelloni. Capite? Ma dove? E mettiamo sempre qua. Facciamo fino a riempire la teglia.
Poi vi dico i tempi di cottura. Facile, facile. Dico, non mi dite che non sapete fare questo tipo di intervento, di chi sono intervento. Ci vuole pazienza, amore per la cucina. Vedi, vedi che velocità che ti dicono. La lampa, aspetta. Avevo provato anche con una sacca a posce, ma con la sacca a posce non va bene, ragazzi. Non va bene perché una volta che l'elettritato è macinato a grana grossa, diciamo che non funziona tanto buono. E allora abbiamo cambiato sistema per realizzare la diretta più velocemente, giusto? Come vi dico, l'elettritato ho fatto una diretta ieri, per chi non l'avrebbe vista può andare su quello che ho pubblicato ieri sera per la preparazione del ragù siciliano. Ho fatto dalla A alla Z, alla preparazione alla fine cottura. Adesso vi faccio vedere e poi noi mangiamo una sovranello. In pochi minuti, vedete ragazzi, siamo in diretta per farvi capire che in pochi minuti riusciamo a fare una bella richiesta all'antica. Tutto live, sempre uno spettacolo, ragazzi, vi saluto sempre tutti quanti. Live. Il tritato, come vi ripeto, l'ho preparato ieri tutto live. Questo è il ragù alla siciliana. Ragazzi, a questo punto abbiamo finito di riempire i nostri cannelloni. Come vedete sono entrati a misura tutte nella teglia. Adesso andiamo a mettere un altro po' di besciamella. Ripeto che la besciamella l'ho fatta io, poi qualche volta vi farò vedere anche come si fa la besciamella. Adesso un po' di pomodoro sempre di sopra, pomodoro fresco, normale, giusto? Vedete quando lo fai? Che spettacolo! E poi un po' di formaggio quando lo fai? Allora, a piacere sempre. 30 minuti ragazzi, 30 minuti a 200 gradi, poi naturalmente con una forchetta appoggiate sul cannellone e vedrete che se è cotto. Un po' di fosforescenza anche di sopra. E adesso come lo fare? Per chi si è collegato adesso, questa è una teglia che l'ho preparata poco fa, un spettacolo. Vedete ragazzi, state chi cerca. Vedete che bontà. Dico, come ripeto a dire, ci vuole pazienza per cucinare buono. Quando questo lo andiamo a mettere in forno. Vi faccio vedere come si fanno i cannelloni. Qualche volta faremo vedere magari pure come si fanno arancine a carne. Lo spettacolo di spettacolo. Riecce delle Gaspare 22. Ciao.